Radio.0 vi presenta il Perbenista On Air. Il gossip e le verità nascoste per la prima volta alla radio. Buonasera e benvenuti al Perbenista On Air. Questa sera abbiamo degli ospiti, abbiamo Anthony, Christian e Ivan, che rappresentano il Movimento 5 Stelle. Buonasera. Salve. Ciao ragazzi, Movimento 5 Stelle, possiamo definire praticamente il partito, è stato definito per comodità il partito di Grillo, i grillini insomma, no? Adesso, Erroneamente. Erroneamente perché? Spiegaci erroneamente perché teoricamente avrebbe un certo seguito, cioè, i grillini sono associati appunto al nome di Beppe Grillo. Sì, certo. Nel simbolo anche c'è beppegrillo.it, il fatto che sia .it comunque identifica il fatto che ci sia una rete dietro. Ma perché dici erroneamente? Cioè, perché secondo perché voi... comunque rispetto a un partito ci vogliamo identificare diversamente, è un movimento di persone, Beppe Grillo non decide niente. Ad esempio non sa che siamo qui. Ok, va bene. Però c'è una sorta di rispecchio un po', potrebbe essere preso come leader nazionale del partito oppure no? Cioè praticamente, come si diceva? Lo chiamiamo megafono. Ah, ok, megafono, che sì. Diciamo che è una figura un po' particolare, perché non siamo abituati nella politica italiana a sentire questo termine per un rappresentante, insomma. Sì, esatto, quindi il movimento proprio sono le persone e Beppe Grillo ci fa la pubblicità. Questa è la differenza con i partiti. Che però lui è stato il padre fondatore in pratica del partito, possiamo dire. Sì, diciamo che ha stilato il non statuto, lo chiamiamo, ecco. Quindi quelle 4 regoline che dicono chi può o meno far parte del movimento. Più o meno indicativamente adesso 4 punti. Uno dei principali punti è essere incensurati, quindi quando uno si candida e presenta la lista al portale di Grillo, appunto come diceva Anthony, Grillo è un garante del non statuto, non è un leader politico come storicamente viene identificato nei vari partiti. Non deve avere procedimenti penali in corso, deve avere la fedina penale pulita e soprattutto non deve avere tessere di altri partiti, quindi deve essere un cittadino che, come noi spesso diciamo, un cittadino prestato alla politica, appunto per fare questa differenza rispetto ai politici un po' tradizionali che fanno della politica il loro mestiere. Esatto, questa differenza qua potreste voi spiegarla, dal momento che siete all'interno appunto del movimento, potreste spiegare la differenza appunto tra un politico e un cittadino prestato alla politica, come la vedete la differenza? Allora, innanzitutto già proprio nel termine partito si identifica un segretario e vari nomi del tesoriere, figure che non ci sono. Questo è un movimento fatto da persone, quindi è un movimento aperto dove chiunque, siamo qui anche per fare un appello a più persone possibili perché partecipino alla vita politica, che è quello che ci interessa. Non ci interessa il voto, la X sulla scheda elettorale, ci interessa che ci sia un ritorno alla partecipazione alla vita politica, che penso sia l'unica maniera per uscirne dal punto in cui siamo arrivati. Quindi il vostro partito in pratica dovrebbe rappresentare anche quelli che sono i più indecisi, insomma, adesso, oppure gli sfiduciati, ecco, vorreste far ricredere un po' anche con i punti del vostro, poi andremo anche a vedere quali potrebbero essere dei punti cardine, insomma, del programmatici, ecco. Io per anni ho fatto parte del partito degli indecisi, chiamiamolo così. Che è il partito più grande d'Italia. Esatto. Non pretendiamo di avere il verbo o di dire noi siamo nel giusto, venite con noi. Abbiamo bisogno di più persone che diano punti di vista, che diano idee e che facciano in modo che poi queste idee, lo puoi fare solo con una certa forza, con una certa massa critica, fare in modo che queste idee diventino poi leggi o comunque realtà secondo quello che è la politica. Cioè, in teoria fare politica è fare in modo che il bene comune sia al servizio di molti, cosa che non è proprio quella che vedo, ma non solo ultimamente, che è sempre stata. Nel frattempo è arrivato Marco. Ciao Marco. Ecco, e quindi adesso ti passiamo anche
E quindi appunto parlavi del bene comune, della gestione del bene comune. Più appunto il bene comune nelle mani di tutti, la gestione appunto, quindi anche politica. Quindi alcuni punti, diciamo, cardine che contraddistinguono il vostro partito. Avete qualche forza? Su che argomento? Cioè come programma e le varie categorie, diciamo che noi comunque a livello nazionale abbiamo già un programma nella quale pensate siano punti forti o punti cardini, insomma, che possono distinguervi. Tutto ciò che ci distingue da quella che chiamiamo casta o classe dirigente è quello che forse passa meglio al pubblico quando parliamo di rifiutare i rimborsi elettorali, ridurci lo stipendio. Ad esempio i ragazzi che sono in regione sono passati da uno stipendio di 12.000 euro a 2.500, quindi questa è politica per noi, rifiutare una somma che comunque avrebbe risolto le casse, quelle che non abbiamo, le casse del movimento. Il movimento senza casse. Esatto, mettiamo di tasca nostra quando c'è bisogno, festa finita. Ok, interessante. Quindi quando organizzate anche, Marco? Allora, buonasera dal perbenista. È arrivato in ritardo con la pioggia, ma governo ladro, ormai i grillini dovrebbero essere abituati col governo ladro e quindi si fa tardi, no? Quando piove. Grillini, Movimento 5 Stelle, insomma, volete fare i verginelli oppure avete qualcosa di concreto rispetto alle altre forze politiche secondo voi? Allora, sicuramente nasciamo come protesta, ok? E anche la Lega Nord e anche l'Italia dei Valori. È una cosa che sento ultimamente. Se siamo qui oggi probabilmente anche perché si parla tanto in questa settimana di finanziamento pubblico, ci si sveglia oggi il PDL ha rinunciato, il PDL ha detto non vogliamo, noi rinunciamo al finanziamento pubblico, c'è Berlusconi che ci pensa lui. Ma un conto è dirlo, un conto è farlo. Il Movimento 5 Stelle ha sempre detto che non voleva il rimborso elettorale e alle ultime regionali che avrebbe avuto un rimborso elettorale di circa 1,5 milioni di euro, ha rifiutato il rimborso elettorale. Un'altra cosa che dicono è non vogliamo più le province, però intanto presentano i candidati in provincia. Il Movimento 5 Stelle non ha presentato candidati in provincia. Come fate a combattere però con le fionde contro il nucleare? Voglio dire, ovviamente se questi signori hanno i finanziamenti pubblici, no? Leciti e illeciti, perché hanno entrambi le forme di finanziamento, hanno sicuramente delle casse che gli permettono, voi parlavate prima di casse povere, no? Di casse che permettono di organizzare cose in grande. Ora, se voi tre aveste 200-300 mila euro di cassa regionale come hanno altri partiti, potreste in questa campagna elettorale aver fatto eventi sicuramente più in grandi di quelli che avete potuto fare organizzandovi in proprio. Beh, il movimento è nato dal web, quindi noi sfruttiamo molto le potenzialità del web e tutte le nostre iniziative. Ecco, il web trovate tutta la simpatia qua al pervenista, su questo sai sì. Bene che... E quindi ovviamente noi siamo sul web e continueremo a lavorare sul web. Adesso, ora come ora, i giornali e le tv stanno attaccando pesantemente il Movimento 5 Stelle e noi ci difendiamo ovviamente. Sai perché vi attaccano? Perché stiamo cominciando a dare fastidio. No, vi attaccano perché voi, mentre gli altri partiti fanno pubblicità e quindi lasciano un sacco di soldi nelle casse delle società che si occupano di fatto del finanziamento dei giornali, no? Perché c'è il giornale editoriale e poi c'è la società commerciale, voi non lasciate soldi per cui per loro siete meno interessanti, questi sono i motivi per cui vi attaccano. C'è anche un altro motivo perché vogliamo... Sei sicuro che se tu avessi una casa di riposo o qualche altra attività da poter pubblicizzare regolarmente sul Messaggero Veneto avresti una foto molto in grande? Ma noi siamo anche sereni in questo perché bene, ben venga, continuino a fare quello che hanno fatto fino adesso. Se siamo arrivati a questo punto è perché stanno facendo quello che hanno sempre fatto, quindi ci vuole qualcosa di differente. Poi nessuno pretende di essere il verbo o di cambiare le cose dall'oggi al domani. Io metterò un mattone, mia figlia appena nata ne metterà un altro. So che è una cosa lenta, veniamo da 30 anni. Pensi che ci sarà qualcuno che lo tirerà anche un mattone? Non no, pensi che... non dico di voi, sto parlando della gente. Beh, diciamo così, in giro io sento tanti, nelle piazze, quando andiamo nelle piazze, c'è tanta gente incazzata. Sentiamo tante persone che dicono, intanto dicono comunque bisognerebbe che qualcuno andasse a Roma, non dicono mai andiamo, quindi comunque sia, sicuramente questa vorrebbe essere un qualcosa che prima della rivoluzione, una rivoluzione pacifica. Ho capito. Non vogliamo imbrogliare nessuno con tanta pubblicità in giro per le piazze, per le strade, con tanti soldi che ci vogliono per fare la politica.
la vecchia politica. Noi piano piano convinciamo tante persone e facciamo capire che solo con la partecipazione riusciremo a cambiare qualcosa. Allora, adesso andiamo un attimo in pubblicità, poi ritorniamo fra qualche minuto e cerchiamo di capire qualcosa di più. Vai Simeon, vai in pubblicità. State ascoltando il Perbenista On Air. Eccoci tornati coi grillini in studio. Siete abituati a stare a parlare ai microfoni delle radio, delle televisioni, vi chiama abbastanza la stampa locale, perché ovviamente stiamo parlando di sapere locale. Assolutamente no. Assolutamente no, perché ad esempio a queste amministrative qua si vota, voi non avete, no, candidati sindaci vostri? Sì. Candidato sindaco proprio? Sì. In che comuni? Tricesimo. Gorizia. Gorizia. Cervignano. Dove fra l'altro, No, Cervignano. dove fra l'altro stasera c'è Beppe Grillo a Gorizia, no? Sì. Ecco, quindi, E in streaming a Tricesimo. ecco, quindi insomma, più gente va a sentire Beppe Grillo questa sera a Gorizia, meglio è per voi. Quindi, Sì, sicuramente è un'ottima cassa di risonanza. e anche credo comunque pur sempre un mattatore, per cui non penso ci sia problemi di presenze questa sera, ecco. Tempo permettendo. Sia come politico che come dico uomo dello spettacolo, sicuramente credo che sia un record di ascolti. Di solito le piazze sono piene. Assolutamente sì. A Tricesimo quindi anche siete impegnati, fra l'altro voglio dire è una vita che sta seguendo abbastanza. Siete la prima esperienza politica? Santeria no, Santeria l'ho già incrociato a Codroipo la scorsa volta. Voi siete la prima esperienza? A Udine sì, perché le prossime elezioni sono nel 2013. Al 2013 a Udine si andrà al voto. Sì. Vi siete fatti un'idea corretta da soli o in un quadro di alleanze? No, il Movimento 5 Stelle viaggia sempre da solo, è una lista civica. Che però al secondo turno si allea a ballottaggio? No, non si è mai alleata, non penso che si alleerà mai. No? È scritto nel non statuto appunto che... Nel non statuto? Sì, perché noi lo chiamiamo appunto per differenziarsi dai partiti il non statuto che appunto seguiamo, dove noi non andiamo a fare alleanze. Poi ovviamente se uno schieramento politico fa una proposta di legge o un'iniziativa che lo sostenete dall'esterno senza... sì, che rientra nei nostri punti del nostro programma sicuramente lo sosteniamo, però se quello che viene proposto va contro i nostri principi noi non lo votiamo, come è solito fare nelle maggioranze Poi siete allargate. Prevalentemente a livello culturale di centrosinistra, corretto? No. Siamo oltre. Andate al di là. Sì, esatto, siamo oltre la definizione corretta. Sinistra-destra è qualcosa che serve a dividere. Certo, però qualunque sondaggio ideologicamente, l'ideologia non potete non averla, dico ideologicamente vi collocano a centrosinistra. No, la questione è che dicono che rubiamo i voti al PD o alla sinistra, quindi per questo che ci collocano a sinistra. Sì. Ma la realtà è che il programma è il meglio. A voi piace Berlusconi? Ha fatto delle cose importanti, come ha fatto altre cose discutibili, ma come qualsiasi altra persona. L'acqua pubblica è di destra, è di sinistra, È di sinistra. L'acqua è di pubblica sinistra. è di sinistra, sì. Non la vedo così. L'energia... È di sinistra perché è stata cavalcata in maniera mediatica, no? dalla sinistra. Cioè, il problema secondo me non è tanto l'acqua pubblica, che è evidente che l'acqua pubblica non può avere una tessera di partito, quanto chi alla fine cerca di attribuire a ogni cosa una sua caratteristica. Nel momento in cui diventa una battaglia, penso a Udine, ci sono... No? Qualcuno di voi di Udine alla grande esposizione che ha fatto il sindaco Onsel sull'acqua pubblica, è evidente che diventava una cosa connotata verso il centro-sinistra. Sì, ma se si fosse esposto tondo per l'acqua pubblica, sei sicuro che nessuno avrebbe voluto l'acqua pubblica nel centro-sinistra. Purtroppo c'è questo limite. Da un certo punto di vista sì, però alla fine quando si trovano a fare gli affari nelle camere chiuse private più o meno sono sempre lì, perché ricordiamo che il PD ha cavalcato l'onda dell'acqua pubblica nell'ultimo mese, quando era dato per quasi scontato la vittoria del referendum, ma tutto il lavoro che è stato fatto prima è stato portato avanti dal CEVI e da tanti volontari che facciano parte anche di schieramenti diversi
diversi che però lì in quel momento hanno per difendere l'acqua pubblica senza una tessera di partito. Dopo i partiti si sono attaccati, diciamo, alla fine per cavalcare il carro del vincitore. Un po' questo è andato. Devo dire che però UNSEL, anche in tempi non sospetti, aveva sempre appoggiato l'acqua pubblica, ma quello lì era un suo pensiero personale che non era condiviso da tutto il PD, sembra, perché da alcune dichiarazioni a livello nazionale sembrava che l'acqua privata fosse la soluzione per garantire una certa qualità, una certa equità nella distribuzione dell'acqua, cosa che non è vera, perché dove è stata privatizzata l'acqua ci sono stati degli effetti nefasti. Ecco. Senti, probabilmente te l'ha già chiesto prima che arrivassi io, forse Simeon, quindi potrei farti una domanda per la seconda volta, in quel caso me ne scuso. Voi come siete organizzati? Avete un coordinatore regionale, provinciale, cittadino? No. Proprio perché, sì, dicevo anche prima, Simeo, essendo un movimento, il partito si prevede come statuto un segretario, un tesoriere, il movimento no. Beh, ho capito, però c'è un organizer. Ecco, L'organizer. Chi è il responsabile regionale? Non c'è, è una lista che si ritrova, fondamentalmente l'unica cosa che chiediamo è di metterci la faccia e quindi di uscire dal web, cioè noi non siamo solo web come dicevamo prima, ma siamo persone fisiche che stanno incominciando a trovarsi. Il vertice non c'è un vertice. Questa è la democrazia orizzontale. La democrazia orizzontale vuol dire che allora che se io domani mattina entro nel movimento faccio quello che voglio? Sì, l'unica regola che c'è. No. Porto una mia idea, poi se la maggioranza l'accetta. Quindi siamo già più obliqui, vedi? L'orizzontale è già diventato no, ma scusa, maggioranza. ma se tu vuoi fare quello che vuoi non è orizzontale. Se invece tutti insieme decidiamo ma cosa l'organizzazione, un'organizzazione, cioè, allora, dal punto di vista legale, ad esempio, aiutami a capire perché c'è l'organizer. L'organizer, cioè, diciamo, gestisce il web, gestisce il forum, nel momento della riunione fa un po' da legalmente, responsabile legale provinciale o regionale? Provinciale non abbiamo. Cioè, se io voglio, allora facciamo così, le liste, vengono presentate le liste al comune. Sì, di solito è il candidato sindaco che si prende la briga. La briga, che è una questione legale, qui attenzione ragazzi, cioè chi è il responsabile legale, ci vuole dire, perché non è che chiunque può fare la lista al Movimento 5 Stelle. Si nomina. Si nomina. Quindi viene nominato uno. Si nomina. Viene nominato uno che sarà quello che firma i documenti per la presentazione della lista. Il capolista o il candidato sindaco. Ecco. Sì. A livello provinciale non avete mai fatto provincia non esiste. Cioè voi alle provinciali non concorrete? Noi siamo per l'abolizione delle province, non puoi partecipare. Ok, se sei contro la politica non dovreste fare politica. Ma infatti noi non siamo contro la politica. Sì, ma è vero, visto quello che stanno facendo, essendo contro la politica, quello che stanno facendo sono loro l'antipolitica e si stanno ammazzando da soli. Ok, a livello regionale ovviamente ci saranno liste nel 2013. Sì. Ecco, questo qua, non pensate che ci sarà un assalto alla, come si dice, che vorranno arrivare un sacco di persone nel vostro movimento? Ben venga, dov'è il problema? Dov'è il problema? Te lo spiego subito, il problema è che se fate un movimento che potenzialmente può prendere il 5 il 7%, facciamo se qui sono i dati attuali, il problema sta che qualche persona più navigata entra nel movimento con il suo pacchetto di tessere di 200-300 voti e a quel punto voi, che suppongo non avrete a livello di preferenza personale un gran pacchetto di preferenze, venite fregati da questi qua. No, allora, innanzitutto... È quello che è successo nella Lega, che è successo, voglio dire, da tutte le parti, no? Allora, dove siamo andati in regione, cioè in Piemonte e in Emilia-Romagna, loro chiedevano semplicemente che chi si presentava alle riunioni doveva mettere la carta d'identità, dire io sono Tizio Caio, e firmavano una liberatoria e dire noi sosteniamo il Movimento 5 Stelle e non abbiamo tessere di partito. Facendo già questa dichiarazione qui... Da quanto tempo? E loro sono in regione dal 2007. No, da quanto tempo uno non deve avere tessera di partito? Ma non deve averle. In quel momento non deve averle. In quel momento? Sì, vuol dire, uno che è stato tesserato, una persona di 50 anni, che 10 anni fa aveva una tessera di partito, può iscriversi oppure... Se non ce l'ha? In quel momento. In quel momento. Ok, va bene, quindi non deve essere tesserato e deve avere la fedina penale pulita. Che magari in Friuli potrebbe sembrare anche un'ovvietà.
Avere la fedina penale pulita in Friuli? Potrebbe No, sembrare però un'unità rispetto ad se voi altre realtà. se voi mi aiutate a metterlo in Ok. web, io l'ho già fatto, vi dico, tutti i caselli giudiziari, di amministratori, consiglieri regionali, politici, sono oltre 500 condanne Insomma, per voglio la dire, Corte dei Conti. adesso ecco. potrebbe sembrare un qualcosa, non Anzi, viene percepito vorrei dalle che in persone. questa battaglia ci aiutaste, nel senso che vuole dire, visto che sono sicuro della vostra buona fede, di tirare fuori anche le palle sulle battaglie dure. Nel senso che dire siamo contro i cattivi, ma non indicare col dito il tangentaro che è dietro, e lo sai che quello è un tangentaro, diventa facile, no? Allora qualcuno dice ho paura di pigliarmi la querela, ho paura di pigliare qualcos'altro. Io mi auguro che dico, Beppe Grillo lo fa, certo lui lo deve fare perché è il personaggio che è, ma mi piacerebbe che anche a livello di base ci fosse questa stessa... Se stiamo attenti a fare queste accuse, eccetera, è perché comunque non abbiamo i mezzi neanche per portare avanti. Ma siamo per lo più studenti, ragazzi, che bene o male per portare avanti. Non puoi dire che siete degli studenti, ragazzi, cioè vuole dire c'è la storia della mafia della Sicilia, dico, dove sono morti ragazzi innocentissimi, dove c'era la mafia che sparava. Qui dicono ce ne sono una cosa, se poi avete paura del politico che vi toglie la licenza del locale o che vi fa saltare il posto di lavoro è un altro discorso. Ma paura non ce ne abbiamo appena iniziato. Abbiamo appena iniziato, non abbiamo paura, ma oltretutto scambiarsi le accuse tra politica a livello locale. No, vuol dire, non si può dire che siamo contro chi ruba in politica, perché questo lo diceva, non mi ricordo il nome, lui al centro, è un'ovvietà dire che siamo contro, no? Cristian. Quindi che siamo contro chi ruba in politica è normale, siamo anche contro chi incula le galline per strada, però vuol dire, il punto è, se becchiamo quello che incula la gallina, magari un consigliere regionale, se non altro per il gallo, diciamolo. Ma noi, giusto per citare un evento a livello locale, non abbiamo avuto paura, tipo quando a Tavagnaco c'è stato quel problema del dissociatore molecolare circa un anno e mezzo fa, e il Movimento 5 Stelle si è messo di traverso, è andato in comune, ha chiesto le carte dei progetti, perché quando si muovono anche determinate accuse bisogna avere anche la documentazione da un certo punto di vista. Questo assolutamente sfonda la porta aperta, io non sto parlando di fare denunce. E quindi quando noi siamo andati a chiedere conto all'amministrazione comunale relativamente a questo dissociatore molecolare che doveva essere costruito in una zona residenziale, nelle vicinanze di una scuola, che un dissociatore molecolare è un inceneritore fondamentalmente, con tutti i problemi che ne seguono, e lì non abbiamo avuto nessuna paura di andare contro l'amministrazione comunale. Poi ovviamente non è che possiamo stare dietro a vedere le fedine penali di tutti gli amministratori del Friuli Venezia Giulia. È facilissimo, te le faccio avere io, però ragazzi, benissimo. è facilissimo. Ecco, allora dico io, ma in campagna elettorale potremmo dire guardate che questo e ma questo. anche prima, cioè vuol dire, ci sono una marea di amministratori che hanno condanne a tutto andare sulla spalle, sia della Corte dei Conti che della Procura. E dico, sono fra l'altro molte di queste cose qui pubbliche, dico, per cui vi do tranquillamente l'elenco, noi l'abbiamo già esposto, abbiamo anche pubblicato sul nostro sito, e andiamo avanti con questo discorso qua. Nel campo, ad esempio, recentemente abbiamo contestato, perché è stato dato un mega appalto in ospedale sulle pulizie, abbiamo chiesto per quale ragione questo appalto, quando si potevano risparmiare 15 milioni di euro, e ci è arrivata una diffida dicendo non potete toccare questo argomento. Allora, se noi troviamo qualche movimento come il vostro, chiunque, che come dice vuole denunciare una situazione di malessere o di malcostume, sono date una porta aperta, siamo contentissimi. Se non vi interessa, ragazzi, cioè, per l'amor del cielo, ognuno fa la sua vita, non è che io devo insegnare nulla a voi, dico, siete molto più bravi voi di me. No, ma giusto per ricordare che siamo anche un po' il cane da guardia della politica. Se ti interrompo, mi dice Crescenzo Santelia, tramite un SMS che pensa che avrei tenuto nascosto, di salutare suo cugino e ironicamente mette un doppio smile, di non rompere le balle a Tricesimo. Quindi lui adesso sta sentendo che in diretta tuo cugino sorride, ma credo che le balle te le rompe lo stesso, almeno me lo auguro, visto che hanno fatto la lista. Tornando al discorso, quando c'è stato diciamo, chiamiamolo così, lo scandalo del teleriscaldamento di Udine dell'ospedale, è stato il Movimento 5 Stelle, che all'epoca erano ancora il meetup, i grillini, chiamiamoli, che ha fatto uscire, ha dato appoggio al giornalista che aveva seguito quella vicenda. È stata portata la vicenda a Folisi. Folisi, sì. È stata portata la vicenda ad uno spettacolo di Grillo dove c'erano 5.000 persone. Il giorno dopo il Messaggero Veneto aveva le prima pagina, il teleriscaldamento dell'ospedale di Udine, quando sappiamo che relativamente a queste informazioni il Messaggero le aveva già un po' da prima
Però noi siamo stati un po' la miccia, l'evento scatenante che ha fatto uscire questa questione. Esattamente, nel senso questo qua, cioè vanno denunciate tutte queste cose qua, senza dimora. Purtroppo molta gente ha paura perché il Friuli è una terra di omertà, diceva l'ex direttore del Messaggero Veneto, Vittorino Meloni, che la differenza fra il Friuli e la Sicilia sta nel colore della lupara. Giù c'è la lupara nera, qua la lupara bianca. Cosa vuol dire? Che non ti sparano per strada, però ti segano, nel senso che ti fanno saltare dal posto di lavoro, ti isolano o quant'altro. Però credo che questa gente forse sarebbe bene che alla fine si desse una calmata. Questa gente fa parte di un mondo vecchio che fa fatica a morire, ok? Lo stiamo vedendo però che stanno saltando da soli. Noi vogliamo portare qualcosa di nuovo. Piano piano ce la facciamo, perché allora, adesso andiamo un attimo in pubblicità e prima saluto il mio grande amico fornitore di migliori vini del Friuli Venezia Giulia, Cristian Speconia. Andiamo in pubblicità e ritorniamo fra breve. Badate bene che Speconia non è uno sponsor ma è un amico, perché qua non ci sponsorizza nessuno, ahimè. Pubblicità. State ascoltando il Perbenista On Air. Eccoci tornati. Simeon, hai mai bevuto tu i bianchi di Christian? No, i bianchi di Christian no. No? No. Proverai, guarda, proverai, che meritano veramente. Purtroppo qua siamo sempre a secco. Una volta avevamo le birrette qua dentro, se ti ricordi. Si stanno dimenticando bei tempi, stanno dimenticando anche di portarci le birrette, quindi andiamo con le caramelle zuccherate. Domanda, se vogliamo invitare in trasmissione per un programma a livello regionale un vostro rappresentante? Ancora non c'è. Ecco, però come ovviamo il problema? Questa non è una domanda da intervista, è una domanda reale che ti sto ponendo in diretta. Cioè noi facciamo anche un programma che è il Perbenista Talk Show, che va in onda il venerdì sera su Free e Antena 3, dove invitiamo i responsabili dei vari partiti. Ora, nel momento in cui vogliamo per condicio sacrosanta dare una sedia anche al Movimento 5 Stelle, perché mi sembra che sia doveroso, visto che se gli altri non vi chiamano, vi chiamiamo noi, chi chiamo? Prima dobbiamo fare un sondaggio online tra noi, decidiamo un attimo. Ragazzi, però cosa qua, secondo me dovete rivedervi qualche passaggio, perché perdere la possibilità di una tribuna elettorale, dico, è masochista, cioè lì dovreste sapere l'anticipo. Questo è un consiglio umile che mi permetto di darvi. Non siamo ancora in campagna volte... elettorale. Come? Non siamo ancora in campagna elettorale per le regionali. Siamo in campagna elettorale adesso. Per le regionali del non ha 2013. importanza, è un periodo di far condicio di campagna elettorale, per cui dico, stanno chiamando molte persone in giro, ma è un consiglio che sto dicendo, non è una critica. Sì, no, allora le uniche liste che ora come ora possono rappresentare il Movimento 5 Stelle in Friuli Venezia Giulia sono quelle, i due consiglieri comunali a Trieste, Paolo Menis, e il capolista o qualcuno della lista di Tricesimo, oppure il capolista della lista di Gorizia. Ora come ora queste qui sono le uniche persone ufficiali, ovviamente tra di loro si conoscono tutti. Ho sentito un nome che però non mi ricordo, sempre dei vostri, che cos'è responsabile, adesso non so come si chiama, era uscito sul giornale. Michelangelo Giumannini. Esatto, lui che invece che incarico ha? Lui diciamo è l'organizer del meetup di Udine. Quindi Non temi che in una realtà friulana come questa, dove parlano tutti in friulano, l'organizer del meetup vi giochiate il 50% di chi vi ascolta? Beh, l'organizer del meetup mi sembra che sappia bene il friulano. No, sto dicendo un'altra cosa. Il contrario, cioè che dire questa frase qua, Simeon, intervieni, non tacere, ecco. Dammi ragione ogni tanto. No, assolutamente, infatti dal punto di vista anche, possiamo chiamarlo di marketing del partito, potrebbe anche essere un po' una lama a doppio taglio, insomma, perché richiama tanto i giovani, ma magari qui che abbiamo una percentuale anche abbastanza elevata di persone che non sanno l'inglese, magari potrebbe anche essere un po' destabilizzante una cosa del genere. Infatti per adesso non è Movimento 5 Stelle a Udine, ma c'è solo questo gruppo di amici di Grillo, diciamo, che quando si incontrano fanno un meet-up, un incontro. Quindi tutto qui, la parolina vuol dire solo incontro. Però dico, invece di arrivare per forza alle politiche, per forza arrivare in zone calde, sarebbe magari ma no, prima scusate, ma gli altri partiti hanno già un portavoce per le regionali. Beh, certo, si chiamano segretari regionali. Non c'è problema, sì, comunque
che quelli più anziani che hanno una curiosità media vengano alle nostre riunioni e vedano come si fa, chi siamo, cosa vuol dire meetup. Quindi facciamo un po' di pubblicità al vostro movimento. Chi vuole aderire al vostro movimento, cosa deve fare? Chi sta ascoltando? Deve cercare su internet dov'è il meetup, in questo caso più vicino. Comunque, guarda, adesso facciamo pubblicità a un amico venuto a trovarmi, Stefano di iVision, no? Ecco, devono cercare su internet il movimento dove 5 c'è... Stelle più vicino. Come fa una persona? Vuol dire, cioè, oggettivamente, nel caso del Friuli comunque c'è Codroipo, Cervignano, si stanno organizzando. Sì, però ti rifaccio la domanda. Uno vuole iscriversi da voi. Io guidiamo step per step il friulano più imbranato, okay, che potrei essere io, no? Movimento Allora, io 5 Stelle vado al Friuli, computer, poi Movimento 5 Stelle Friuli, digito su Google Movimento 5 Stelle Friuli e trovi dove facciamo le riunioni per le regionali, okay, che è a Palmanova, di solito facciamo a Palmanova 2 volte a settimana. 2 volte al mese. Scusa, una volta ogni 15 giorni. Allora uno arriva, si presenta a voi, sì. Voi li sorridete, non lo trattate male, no? Perché bisogna anche, no? Anzi, lo abbracciamo. Lo abbracciate in maniera molto... Anzi, fin da subito gli chiediamo cos'hai da dirci. Qual è il momento della verità in cui lui deve tirare fuori, quando sarà la tessera, il certificato penale e al momento della certificazione delle liste, quindi sarà un'autocertificazione, immagino, non è che non deve venire col casellario. No, uno deve andare in questura con la marca da bollo e chiedere in copia. Procura. Sì. In procura, sì, come abbiamo fatto noi nel momento della presentazione della lista. Va bene. Quella è una cosa simpatica, perché potreste chiederlo anche a quello che si diceva prima, no? Un po' ai vari politici che sono adesso in giro, se sono... Ma loro non sono del Movimento 5 Stelle. No, però voglio dire, insomma, è un'esigenza magari che secondo voi deve avere chiunque. Sì, ma noi ci auguriamo che la gente capisca che questo movimento è una cosa nuova e vuole essere il più limpido e nitido possibile. E se vuole continuare i politici di professione perché si sentono più sicuri, bene, però non cambierà mai niente. Invece, abbracciando un attimo, prendendo un attimo la mente... vedrete che i risultati li otterremo. Secondo voi chi è il vostro peggior avversario politicamente parlando? Tutti i partiti, non so, il peggiore... No, direi tutte le persone che dicono no, io non vado a votare perché non mi fido più di questo o di quello, in generale quello, la non partecipazione. Quindi voi rifiutate questo marchio di antipolitica? Sì, cioè quando le persone non vanno a votare è un fallimento anche da parte nostra, vuol dire che non siamo riusciti a coinvolgerli in questo progetto che è nuovo e che dovrebbe proprio invogliare le persone che prima non votavano a partecipare. Poi, la domanda qual era? Poi noi abbiamo anche un programma, quindi abbiamo dei punti, parliamo di energia, parliamo di informazione, parliamo di salute, abbiamo delle idee molto chiare su alcuni punti che magari in altri partiti sono un po' più nebulose perché alcune correnti sono a favore e altre correnti sono contro, ad esempio. O semplicemente negli altri partiti dicono butta giù un programma che va bene. Come presenza avete più donne e più maschietti nel movimento? Ma siamo lì, però comunque... Alla pari. Età media, parlo della realtà vostra, quella friulana, insomma, che possiate conoscere. 35 tipo. Sì, dai 35 ai 40 anni più quindi o meno. Abbastanza giovane come sì, età media. È ovvio, è un movimento che è nato sul web, quindi da un certo punto di vista le persone di una certa età sono, diciamo, tagliate fuori dai nuovi media, si informano ancora attraverso giornali o televisioni, quindi noi raggiungiamo chi usa principalmente il web, quindi le persone di una certa Adesso vi faccio una domanda carogna, però vi aiuto. Non rispondete con ovvietà tipo non lo dico o quant'altro. Partendo da Anthony Santelia, poi come hai detto Christian e Ivan. Anthony, prima di diventare grillino, prima che uscisse fuori il fenomeno 5 Stelle, prima che Beppe Grillo entrasse in politica, prima, cos'hai votato l'ultima volta? Ero talmente giovane che ho votato Berlusconi. Ok. Christian? Io ho votato... Allora mi sembra al Senato Fini. Un grandissimo errore. E alla Camera mi sembra forse Radicale, una cosa del genere. Cioè Fini, quindi quando era N o PDL già?
quando pensavo No, ma che... dico, prima era PDL o N quella volta? Forse non lo 10 ricordo. anni fa o 5 Quando anni fa? diciamo sì, almeno 10 anni fa, sì. E allora era N. Sì. E scusa il nome? Ivan, Ivan? allora alle ultime regionali L'ultimo voto, diciamo, che hai dato. allora, perché l'ultima volta che sono andato a votare mi sono presentato al seggio e ho rifiutato le tessere, ho detto non c'è nessuno che mi rappresenta e ho rifiutato No, l'ultima volta che ho votato, anch'io ero giovane, era il 2001 e ero inesperto e votai Berlusconi per il semplice fatto che martellava tutto il giorno e dopo è scattata una cosa Però, che ecco, ho incominciato a informarmi sul web. Mi fa piacere queste risposte, perché io mi sarei immaginato, ma credo che chiunque, che visto che hanno l'etichetta di sinistra, che avessero risposto. Sì, effettivamente stupisce un po', cioè, No? tra virgolette, voglio dire. Ma qual è il punto, secondo me? La mia evoluzione personale è stata, nel mio caso, figlio di imprenditore, quindi bene o male un po' influenzato, ma poi non c'era l'informazione. Io a 20 anni anch'io appunto guardavo la TV e basta, e quindi quella poca formazione politica veniva dai telegiornali. Un po' alla volta mi sono iscritto su Facebook, che all'inizio non volevo togliere il tempo allo studio, poi l'ho fatto e un po' alla volta trovi delle notizie, un po' alla volta... Però scusa, tu hai detto avevi 20 anni, adesso quanti ne hai? È 25, 5 anni fa. 26 tra poco. Sì, sì. E quindi comunque... Magari c'erano meno Facebook... informazioni perché ancora qualcuno non aveva commesso qualcosa, cioè vuol dire. No, non è ma che attenzione, comunque... in qualche periodo della vita fa... anche gli altri politici sono stati onesti, magari qualche giorno, cioè, magari dico 20 anni fa, quando lui ha dato fiducia a Fini, 10 anni fa, dico, non è che ancora fosse uscito lo scandalo di Monte Carlo. No, ma al di là di questo c'era tanta tanta disinformazione sui mass media classici, diciamo. Poi vi aspettate che prima o poi qualcuno possa tirar fuori a livello nazionale uno scandalo su Beppe Grillo? Ma stanno già tirando fuori di tutto, tipo Perché? ha parcheggiato contromano, quindi lui è ormai è sotto una lente di ingrandimento però lui non ha nulla da nascondere, cioè se uno va su Wikipedia c'è tutta la sua vita, c'è tutto tutta la sua storia, e ad esempio quelli che dicono che Beppe Grillo diventerà... Però, Wikipedia credo che sia un'enciclopedia fai da te. Sì, però su alcune persone di un certo livello c'è un coordinamento internazionale che lo serve, cioè su Ivan Bortolini qualsiasi persona oggi o domani scrive una pagina di fandonie, su Silvio Berlusconi, Bersani, Beppe Grillo c'è un team che tu non puoi andare a fare le modifiche così liberamente. Chiudendo il discorso di Wikipedia, ma, comunque sì, nel web si trovano le informazioni, oltretutto con i mezzi che hanno i partiti, sia finanziari sia di conoscenze, se non hanno trovato nulla di meglio che dire che Grillo ha parcheggiato contromano, vuol dire che siamo a posto proprio. Siamo a posto. Poi ripetiamo, lui è un portavoce, è un megafono, dopo sono le liste regionali e comunali che sono quelle un attimino da analizzare meglio, le loro proposte e le persone che portiamo anche, che vengono scelte all'interno della lista e non imposte da un coordinamento regionale o provinciale. Nel nostro caso è relativa l'importanza del passato di Beppe Grillo, della sua carriera, cioè della persona di Beppe Grillo, è relativa, perché sì, capisco che è il riferimento, ma lui non si candida, cioè non va in politica, non prenderà soldi pubblici. Beh, lui è in politica. Ma non si candida, cioè non prenderà lo stipendio dello Stato. Vabbè, neanche Berlusconi, però non piglia lo stipendio dello Stato. No, ma d'altra parte vuole dire, d'accordo, D'accordo, poco importa. Esatto, non penso che 10.000 euro Berlusconi al mese. Ma proprio non si candida, cioè il Movimento 5 Stelle è una cosa e poi non è un'altra. incensurato, tra l'altro, Quindi viola la prima regola delle liste. Anzi, se si candida vado via di corsa. Sì, ci sarebbe una diaspora, cioè il giorno stesso in cui si candida Grillo penso crolla il Movimento 5 Stelle. Crollerebbe il Movimento 5 Stelle. Il Stelle. giorno stesso in cui Beppe Grillo va via il Movimento 5 Stelle sparisce ancora prima. Cioè... Non credo. Siamo milioni ormai. Ho capito, siete milioni, però ragazzi Simeon e Grillo dico no? No, ma io ai banchetti tu ti immagini Beppe Grillo che lascia il Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle rimane in piedi? Ma è questo infatti che si parlava prima, se avevate un referente, perché nel momento in cui si parlava appunto
corona, quello che vuoi, succedesse qualcosa, Grillo si volesse ritirare vita privata e tutto quanto, ci sarebbe bisogno di un leader, insomma, Ma no? Ormai tutti i partiti, voglio dire, hanno questo limite anche, no? Cioè, tu immaginati il PDL senza Berlusconi, immaginati l'Italia dei Valori senza Di Pietro, Ma immaginati l'UDC senza No, Casini. dovete voi immaginarvi il Movimento 5 Stelle, perché quindi non avete ancora ben chiaro cosa vuol dire. cioè, io non ho mai visto Beppe Grillo ai banchetti c'ero io, c'era Christian. Sì, ma io non ho mai visto voi in televisione, ho sempre visto Beppe Grillo, cioè voglio dire Sì, ma la politica locale soprattutto la fanno i ragazzi, la fanno gli attivisti e sono loro che organizzano le riunioni, organizzano gli eventi. Quindi Beppe Grillo per adesso appunto è una faccia, va benissimo, anche 5 anni, quanto vuole, ma appena si sarà stufato e vuole andare via non c'è problema, perché la struttura esiste, c'è già. È solo questione di puoi interrompere, cioè... Sì, no, ma Grillo va in televisione perché fa audience, e lui è Certo. l'urlatore, lui è un comico, attira le persone, però Grillo è un fantastico comunicatore. è un fantastico comunicatore. Perché adesso, insomma, non è che dobbiamo ovviamente andare la televisione sono televisioni private, quindi danno spazio a chi fa share, e Grillo fa share. Un candidato regionale del 5 Stelle, lui andrà in televisione e parlerà di chi sono, dei loro programmi, e ovviamente una cosa del genere è un 0 a 10 rispetto a Grillo, perché non fa share. Però adesso anche vedo alcune, specialmente la 7, sta tentando di invitare le persone che sono andate in rappresentanza nelle regioni Emilia Romagna, Piemonte e via dicendo, ecco. L'altro giorno erano in 12 attivisti nello studio. Guarda, non mi crederai, ma l'abbiamo fatto anche noi qua in radio, a chiamare te del movimento di Beppe Grillo. Senti, Simeon, È una domanda proprio, il leader, o diciamo il capogruppo, quello che potrebbe essere un rappresentante, anche si prende la responsabilità, qui la responsabilità delle scelte, la responsabilità, una responsabilità proprio pratica, a chi viene data? Perché la democrazia così estesa, così libera, e tutto quanto, ci vuole un responsabile, qualcuno che si prenda delle responsabilità. A che livello parli adesso? Sia nazionale che locale, perché se locale nazionale è Grillo, quello è appunto, ma appunto ovvio. nel momento che non è così tanto riconosciuto, cioè voglio dire, No, il candidato premier dobbiamo ancora deciderlo, voglio dire, non è Grillo che si prende le responsabilità. Però diciamo che immagino che il proprietario del simbolo, Sì, per adesso è lui, sì. ecco cosa qui voglio dire io. No, ma dal punto di vista delle votazioni, Ma dovete ancora... Sì, ma anche nel locale, nelle regionali appunto dobbiamo ancora decidere, nelle liste ad esempio Tricesimo e Gorizia è stato deciso appunto tra gli attivisti, quindi chi si è preso la briga di andare alle riunioni ha il diritto, diciamo, di votare chi ha dato la propria disponibilità, che magari erano 3-4. Sì, visto che non è Grillo necessariamente a comandare, ma c'è una base, una democrazia, adesso ragioniamo su una base orizzontale composta da voi tre in studio. Se doveste prima o poi allearvi con qualche partito, insomma, fa parte di tutti i paesi del mondo, cioè finché c'è il doppio turno, finché c'è il bipolarismo, la non alleanza non ha senso. Diciamo. Allora, ti vengo ancora più incontro, non vi alleate, come hai detto voi, date indicazioni di voto, perché insomma è chiaro che no. Non diamo le indicazioni. Ho capito. Ma noi, scusami, noi vogliamo... Allora, si va a ballottaggio. No, noi vogliamo che la gente capisca che si inizi a informare. Una volta che è iniziato a informarsi, è autonoma, sa che cosa deve votare a ballottaggio, non dobbiamo dirglielo noi. Perché sa? Ma perché se si è informata che... Si è informata da voi, perché se legge, No, sente Emilio Fede, sei sicuro che è un'altra notizia da Ma dire. se segui Emilio Fede non ti interessa il Movimento 5 Stelle. Voglio dire, se tu sei... il Movimento 5 Stelle, allora si è informato da voi. Beh, in un modo o nell'altro sei venuto a conoscenza dei programmi del movimento. Comunque il punto è, qual è, dico, oggi come oggi un partito verso cui voi... Ma non c'è nessun Se partito. siamo qui è perché non vabbè, ho capito, però no, voglio dire... Ma allora perché non siamo andati in quel partito? Non vuol dire nulla, perché negli altri partiti, non sono andati in altri partiti perché stanno già in un partito, però un'alleanza, un'ideologia, un qualcosa ci deve essere. No, una cosa è dire, una cosa è fare. Io posso ad esempio ascoltare Renzi, che o la Serracchiani, che è venuta a Codroipo 2 settimane fa, che siamo andati ad ascoltare io e Anthony. Noi ascoltiamo tutti a prescindere e poi prendiamo le nostre decisioni. Ho anche visto un film di Rocco Siffredi, ma non lo voto. Una cosa è sentire una persona che fa parte del PD, che potrebbe essere di un altro partito, non è un problema, dire io sono contro il finanziamento pubblico ai partiti. Sì, ho capito, ma se ci sei, se hai preso i soldi, come fai a dire sono contro?
c'è un modo per non esserlo. Il Movimento 5 Stelle lo sta dimostrando, e se no non puoi parlare di questa cosa. Facciamo l'ultima pubblicità e poi ritorniamo agli ultimi 5 minuti in studio. Ok, allora siamo agli ultimi 10 minuti finali, no? Si stava parlando, microfoni spenti, di sì TAV, no TAV, quindi la domanda, sì, poi vediamo questo qua. Voi dicevate che la maggior parte di voi, anzi tutti, sono no TAV. Una volta che uno si informa in rete, capisce da solo. No, scusa, non è che uno che capisce in rete, allora è un automa, cioè vuol dire... No, non è un automa, semplicemente viene tolto il filtro dei media. Quindi le notizie sì, le prende tu pulite. Se vai in rete sei sicuro no TAV? No, assolutamente. Io se mi documento una mia idea e non sono d'accordo con l'alta velocità, per me, che io abito in Friuli. Vuol dire che ti sei informato Perché esatto, per voi sicuramente. E qual è l'informazione giusta e qual è quella sbagliata allora? Chi ha ragione, ognuno si crea la propria verità. Ma se ti dico due numeri del tipo la TAV, la linea esistente dove si vuole fare in Val di Susa, le merci sono in diminuzione, quindi è usata al 30%. E finché non si arriva al 100% non si è obbligati a cominciare i lavori. Ma a te non fa più piacere, scusa, raggiungere una località in un'ora e mezza di treno anziché se mi costa 96 miliardi no. No, se mi costa 96 miliardi. Preferisci fare come facciamo qua in Friuli, che per andare da Udine a Mestre facciamo The Never Ending Story? No, lì è un problema di trasporto pubblico locale, cioè la TAV è alta velocità. Oltretutto notizia dell'altro giorno, sempre il trasporto pubblico è anche il NOTAV, anche sì, la TAV, scusa. Ma la TAV è un grande affare di milioni di euro per chi fa cemento, chi fa buchi nelle montagne, mentre il trasporto pubblico locale è un colabrodo. Cioè stamattina era un paradosso, c'era il treno da Trieste verso Venezia 1 ora e 50 di ritardo, cioè cose assurde. Prima risolviamo quelle cose lì, che i pendolari, togliere persone dalle macchine, dalle strade e metterle sui treni ha vantaggi enormi, sia in termini di incidenti che di impatto ambientale. E quindi se a vantaggio ben venga l'alta velocità. No, prima il trasporto locale, prima voi avete un difetto, ragazzi, voi siete testardi, cioè non accettate, se voi dite ma che scusa, è ma io così... ti ho dato due numeri, il discorso che non serve perché le merci sono poche e il discorso che costa 96 miliardi invece dei iniziali 4 dovrebbe essere sufficiente per essere notav. Poi c'è la questione del tunnel da dove ti sei informato? Ci sono i dati, non è che sono informazioni, diciamo... Sono dati forniti dalle imprese, anche dallo sì, Stato. Sono i progetti. Sono i progetti. Il tunnel di 54 km sono in una montagna che ha uranio e amianto al proprio interno. E lo dicono i geologi. E lo dicono i geologi. E se tu lo vai a scavare, hai rosmarino si chiama, quindi la roccia che togli... Sì. Per creare il foro. Anthony è geologo, anche tra l'altro. Anthony, tra virgolette, sì, niente di che, ma voglio dire... Niente di che cosa? Non ho capito. No, ho studiato geologia a Trieste. Sì, però tu hai anche un'attività di ristorazione, giusto? I miei genitori, sì. Ok, tu lo sai che a San Giorgio di Nogaro c'è un grandissimo tasso di inquinamento di mercurio nelle acque? Sì. E ciò nonostante il pesce che viene pescato in quelle acque viene regolarmente venduto? Quante volte vi siete esposti il contrario a questa... Io personalmente mai. Ecco, forse era meglio, attivarvi. Certo. Sì, man mano che ci arrivano le notizie, purtroppo noi non siamo... Informatevi, ragazzi, perché vuol dire sono dati pubblici da più di 3 anni ci stiamo informando. del Ministero della Salute. Ci sono miliardi di lotte da portare avanti, però le forze che abbiamo San Giorgio di Nogaro ce l'avete a 10 km, non pensate al Monte Bianco. Ma anche la centrale biomasse di Sedegliano, cioè anche il cementificio di Fanna che stiamo portando avanti, cioè ci sono talmente tante cose. Per questo noi facciamo un appello alle persone: venite alle nostre riunioni, portate i vostri problemi. Magari però anche voi dovete andare dagli altri, noi facciamo i banchetti ogni settimana. Più di andare in piazza e dire alla gente vieni a dirmi cosa devi fare, non posso andare di casa in casa come i testimoni di Geova a dirgli alla domenica mattina dimmi qual è il tuo problema. Mi sembra che c'è anche la questione che la gente deve partecipare, cioè se tu hai un problema devi essere tu il primo portatore del problema e anche di un'eventuale soluzione. Sì, ma io te lo comunico, se non sei d'accordo mi mandi a fanculo, perché vuol dire ci penso 2 volte. Chi lo fa? No, assolutamente. La democrazia di base è così, basta, non si può discutere. Ci hai abilmente distolto dalla TAV, però la TAV mi sta molto a cuore proprio, perché la gente purtroppo nel nord-est non si sente molto il problema
Ma non dimentichiamoci appunto della questione TAV, che con 96 miliardi si fanno tante cose. Il dissesto idrogeologico in Italia si sistema, la DSL si porta dappertutto. Le scuole che cadono a pezzi in testa agli studenti. Si possono fare tantissime cose con 96 miliardi, e di andare a risparmiare un'ora di viaggio. Che poi oltretutto, notizia di qualche mese fa, Lisbona, quindi il Portogallo, si è tirata fuori, vista la situazione economica, si è tolta fuori dalla TAV, quindi non è più la Lione-Kiev, ma non so neanche da dove parte. Madrid. Oltretutto, notizia di l'altro giorno, la Germania, che non è proprio l'ultimo degli stati europei, ha deciso di ridurre la velocità dei treni da 300 km/h a 250 km/h, sia per motivi di sicurezza che sia motivi economici. Mentre notizia abbastanza certa, l'amministratore delegato di Trenitalia ha comprato per la linea alta velocità treni da 350 km/h. E quindi di fronte a queste informazioni ti viene spontaneo diventare contro la TAV, perché dici, magari sulla TAV discutiamone, però prima c'è una marea di altre priorità che il nostro paese non è da fare adesso. Non è da fare una adesso, certezza assoluta. Senti, qua vedo un volantino: sabato 12 maggio alle ore 16 presso l'auditorium a Codroipo, pagare la benzina 2 euro, conoscere le alternative. Di che si tratta? Il progetto Zero Gas, che in Friuli c'è solo a Codroipo e a Ronchi dei Legionari. Praticamente questo progetto è di mettere insieme moltissime persone contro, diciamo, le lobby del petrolio, eccetera. Nel senso, se tutti insieme riusciamo a mettere una piccola somma di denaro per creare tipo una cooperativa, si assomiglia a una cooperativa. Se ognuno mette una piccola somma di denaro e vogliamo realizzare, ad esempio si parla di una automobile ad aria compressa, possiamo svincolarci dal petrolio totalmente. Questo è un progetto che bisogna perdere un'oretta e mezza per sentire i ragazzi che vengono da Milano e fanno tour in tutta Italia, ed è molto interessante da vedere. Simeon. No, questo lo trovo molto interessante, ecco, secondo me questo potrebbe essere un appuntamento da non perdere, così come sta sempre lievitando il problema del carburante e tutto. Noi siamo fortunati, d'altro canto, per esempio noi che siamo fortunati, qui siamo di fianco alla Slovenia, per la democrazia la tessera del carburante dovrebbe essere in tutta Italia per dire. Cioè, noi abbiamo la Slovenia che costa di meno la benzina, logicamente c'è stata questa lotta qui che viene fatta, che noi ne approfittiamo giustamente, è una cosa che ci tutela, no? Ma qui dobbiamo andare oltre il concetto di utilizzo dell'automobile. Oltre il 70% degli spostamenti quotidiani è anzi l'80% è inferiore ai 7 km, si potrebbero fare benissimo in bicicletta. Ora aspetti. 92 kg mi vuoi far andare in bicicletta? Va bene alla salute. Allora sei carogna dentro, se mi vuoi far andare in bicicletta, neanche Anthony, ti dico io, neanche Anthony si rifà tutti in bicicletta. No, ma è un dato di fatto che ora come ora c'è un abuso dell'utilizzo dell'auto, bisogna tornare a utilizzare consapevolmente l'auto. Però l'amorosa se deve fare adesso Christian. Sì. Christian vedo che porta la fede, per cui ormai questo discorso l'ha superato, tu anche, ma la ragazza sul primo appuntamento non puoi andare a pigliare in bicicletta. Il mio più grande, io ho fatto casa 2 anni fa, ho comprato una macchina 5 anni fa, una delle macchine, sì. Ho avuto 2 moto, e il mio più grande bel acquisto che ho fatto ultimamente è stata una bicicletta, una bella bicicletta su cui sono d'accordo con te, perché l'hai presa dopo le 2 macchine e 2 moto. Sì, esatto, infatti questi sono discorsi che noi facciamo, perché sono discorsi, come dice Mauro Corona, sono discorsi da pancia piena. Certo. Il figo non sarà sempre pieno. Ok, se andiamo avanti di questo passo, la luce che è qui accesa, però, noi te la diamo per scontata, però andando avanti così... Però la macchina e la moto ce l'hai ancora? No, questo vuol dire. La macchina ce l'ho ancora, devo usarla logicamente per andare a lavorare per i grandi spostamenti. Perché portare tuo figlio, no? Hai un figlio piccolo, mi dicevi. Una figlia piccola. Ecco, per cui insomma ti serve la macchina, quindi... Purtroppo mi serve, e voglio fare in modo che ci sia un'alternativa. Siccome le alternative ci sono... noi portiamo avanti queste alternative. Quindi voi siamo in chiusura, voi alle regionali del 2013, l'anno prossimo, con buona probabilità, se ho ben capito, correrete con una lista Movimento 5 Stelle, sì, con un
vostro candidato alla presidenza della regione, non ci sarà, diciamo, un'alleanza con qualche altra forza politica? Assolutamente no. E se dovesse nascere qualcos'altro? Tipo? No, voglio dire, potrebbe anche nascere, e me lo auguro, e dovreste augurarlo voi, un altro movimento a cinque cerchi, no? Che magari, porti avanti determinate battaglie che potrebbe rafforzarvi. Quindi credo che il vostro auspicio sia anche però che nascano forze di ispirazione pulita come la vostra. Cioè, non potete immaginare, no, che dividersi o non ha con senso. noi o da nessuna parte. No, non è questione che o con noi o da nessuna parte, ma se facciamo 1000 movimenti, dove andiamo? No, vabbè, ho capito, però dico, non ha senso. se riesci ad dividersi. allearti ma se il programma è lo stesso, per se la filosofia, diciamo, del movimento è la stessa, perché bisogna crearne un altro? Perché può essere che magari su un argomento uno non sia totalmente d'accordo, però per amministrare il comune di Codroipo o di Udine, anche se io e te non siamo d'accordo sul petrolio o sul NOTAV, cambia poco, perché di fatto non è che Marchetti stia decidendo molti trafori in questo momento, no? No, certo. Ecco. Io direi una cosa, visto che siamo veramente in chiusura, allora io ringrazio per... devo rileggere se puoi ripetere, sì. Dillo tu. Sabato 12 maggio alle 16 all'Auditorium di Codroipo. Il movimento Beppe Grillo, Movimento 5 Stelle, pagare la benzina a 2 euro o conoscere le alternative. Quindi diciamo che chi ci ascolta ed è interessato può partecipare. Io direi, insomma, che comunque è un qualcosa di interessante a cui non mancare. Quindi dicevo che ringraziamo innanzitutto per la presenza qua questa sera Anthony, Christian e Ivan del Movimento 5 Stelle, che vi dico già da adesso, voi siete invitati tutte le sere, noi siamo qua lunedì e mercoledì, tutte le sere che volete potete venire tranquillamente qua per pubblicizzare i vostri incontri, per dire quello che ritenete o qualunque cosa. Allora, oggi ci siamo presentati, abbiamo cercato di far capire cos'è il movimento, d'accordo. Quello che però ci interessa di più magari è portare idee, parlare di programmi, parlare di cosa intendiamo come energia, come trasporto, come... Guarda, questo è quello che interessa al movimento, ok? Che portare avanti il programma. Questo, poi se la sua idea dammi del tu che sono più giovane di te. Sì. Allora, voglio dire, voi venite qua. Dopodiché, come mi è parso stasera, ma in qualunque momento, vuol dire, voi avete il vostro microfono e quindi potete dire tranquillamente quello che volete, cioè non c'è un obbligo ad affrontare un argomento o un altro seriamente. Analogo discorso vale il venerdì sera su Free alle 21, noi facciamo questo programma che va in onda in diretta su Free, in differita su Antenna 3, il sabato, quindi lì magari... con un maggior preavviso, perché le esigenze televisive sono più complesse di quelle radiofoniche. Qui quando volete salite, citofonate, c'è la cremeria, siete su, vi dovete avvisare. Comunque in qualunque momento siete ospiti fissi e graditi, va bene? Grazie. D'accordo. Anche tu sei ospite fisso gradito alle nostre riunioni. Allora ci scambiamo il numero di telefono e appena fate qualcosa avete la mia parola che sarò sia io che Simon volentieri da voi. Esatto. Ok, Simon? Voi, non tu, voi. Va bene, allora grazie a tutti e a mercoledì prossimo.